L'invito è stato fatto a tutti i musulmani dagli imam francesi ed è stato accolto dalla conferenza dei vescovi italiani, e anche a nord-est domenica in alcune città, Verona, Vicenza e Trieste, la messa verrà anticipata dal saluto dei delegati delle comunità islamiche, una risposta all'attentato di Rouen in cui è stato ucciso padre Jacques Hamel. Ma il clima rimane rovente, soprattutto in Veneto, dopo l'annuncio del governo dell'invio di altri 1.000 profughi in regione, 1.003 persone, tra cui, secondo il presidente veneto Luca Zaia, potrebbero nascondersi molti malati di mente, citando recenti statistiche in base alle quali a nord-est si troverebbero in precarie condizioni psichiatriche 10 profughi ogni 100 di quelli accolti. Tanti di loro, ha spiegato Zaia, frequentano i centri di salute mentale, quindi siamo davanti a persone, ha detto, che hanno più di qualche problema. E se a questo aggiungiamo che ormai il prototipo del foreign fighters e dei lupi solitari è quello dello squilibrato che prende un camion e ammazza 84 persone, o un coltello e va ad ammazzare un prete, ha detto, non è che siamo messi bene. Quelli che arrivano, ha spiegato Zaia, non saranno gli ultimi 100, perché la filosofia del governo è quella di aspettare il prossimo barcone. Al Veneto sono stati assegnati 1.003 profughi. La notizia arriva come sempre con un laconico comunicato della prefettura che nel caso del Veneto si traduce in una rincorsa ai posti disponibili anche nelle caserme e negli alberghi. E a nulla è valsa la diffida inviata al governo proprio dal governatore Zaia. In Veneto, con 10.576 rifugiati presenti, il plafond assegnato ad ogni regione sulla base del numero degli abitanti è già stato superato, ma evidentemente vale tra le regioni quello che vale tra i comuni. Se tutti facessero la loro parte sarebbe sufficiente che ogni comune sopportasse il peso di 3 profughi ospitati, mentre in alcune zone, come nella Bassa Padovana, a distanza di 8 chilometri ci sono 2 campi con 1.200 richiedenti asilo ospitati, una situazione già incandescente che nuovi arrivi potrebbero definitivamente infiammare, esponendo questa volta sì il territorio a pericoli che di certo nessuno si augura.